Vedo che siamo in tanti, stanno continuando ad arrivare persone, quindi vuol dire che siamo in tanti che abbiamo a cuore il destino della nostra città. Quello che oggi il Partito Democratico presenta e intende lanciare è un cantiere di idee. C'è scritto nel logo: Treviserò, costruiamo il futuro della città, cantiere di idee. È un cantiere di idee aperto a tutti, aperto ai cittadini che amano Treviso, che soffrono una situazione in cui è evidente che la giunta è ferma, che il sindaco è immobile e che hanno voglia di cambiare le cose in modo significativo. Questo per noi è il ruolo di un partito: promuovere partecipazione, aprirsi e dare aria nuova al dibattito della città. Il PD dunque si è fatto promotore di questo, di un cantiere di idee libero, teso a promuovere partecipazione, con l'obiettivo di proporre e configurare un'amministrazione innovativa, trasparente, vicina ai cittadini, in grado di garantire il diritto ad essere ascoltati, ma con la capacità di decidere nel modo migliore possibile. Un'amministrazione che valorizzi il merito e l'efficienza e rifugga vecchie liturgie politiche ormai vecchie e vecchie logiche di spartizione del potere. Ecco che cos'è Treviserò. Io, come ho detto, ho l'onore di spiegare e introdurre questa scelta, il perché si è imboccata questa strada, e per farlo in modo completo e prima di concentrarsi sulla nostra città è necessario spendere qualche parola anche sulla congiuntura nazionale. In questi giorni, con il governo tecnico che finalmente ha giurato, si avverte che un ciclo politico è al crepuscolo, che la transizione lunga legata alla cosiddetta Seconda Repubblica è alla fine, aggiungo per fortuna. Si aprono nuovi scenari e anche il PD nazionale assume responsabilità nuove, di appoggio al governo, assume la responsabilità di dire sì e no chiari alle proposte e alle misure che verranno adottate dal governo. Il PD nazionale, d'un tratto, per scelta, perde, in un momento di crisi epocale, i privilegi di chi sta all'opposizione. Si assume per il bene del Paese compiti, come ho detto, di scelta e di guida. Il discorso del nostro segretario Bersani nella dichiarazione di fiducia al governo Monti è stato illuminante. Finalmente una boccata d'aria fresca. Lo slogan "Prima di tutto l'Italia" è bellissimo e fa da contrasto all'egoismo sociale e partitico della Lega, che invece con opportunismo e faccia tosta, senza limiti, insegue un proprio interesse di posizionamento. Nel posizionamento di una irresponsabile opposizione al governo Monti cerca, in spregio alla difficile situazione, di recuperare quel consenso che con un malgoverno ha perso. Anche a livello locale c'è questo. Un ciclo politico si sta franando dopo 17 lunghissimi anni. La Lega e il PDL si dividono tra loro e si dividono anche al loro interno. A livello nazionale si assiste all'attestazione dell'inadeguatezza della classe politica. Si è perso il conto delle manovre finanziarie da luglio a novembre, si è perso il conto delle critiche, quella di Famiglia Cristiana è diventata notissima, il termine macelleria sociale nei confronti delle finanziarie è stato adottato da tutti, delle politiche che erano assolutamente inique. Quindi questo nuovo governo tecnico è chiamato a un compito epocale, ma oggi il nostro riflettore è puntato sulla città. È puntato sulla città perché Treviserò, costruiamo assieme il futuro della città, è una proposta di progetto, di percorso per la città. Nelle nostre aspettative vorremmo tornare al significato originario di un partito politico. Rileggendo l'articolo 49 della Costituzione si dice: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Si pone l'accento su tutti i cittadini e sul metodo democratico. Ecco che cos'è nel nostro piccolo Treviserò. Treviserò deve diventare un urlo, deve diventare la convinzione certa che ognuno conta e che ognuno può dire: io come cittadino ci sono con le mie idee, la mia forza e la mia voglia di cambiare le cose. Oggi diamo spazio a questo, diamo vita a un cantiere di idee che pone l'accento sulla trasparenza, la partecipazione e la voglia di costruire e di cambiare il governo della nostra città. Io ho il compito di tratteggiare il quadro di riferimento e di spiegare il metodo e il percorso. Questo percorso a chi si rivolge? Abbiamo detto si rivolge alla città, si rivolge sicuramente al nostro elettorato, si rivolge sicuramente anche alle altre forze, all'elettorato di centrosinistra,
al non voto e anche ai delusi di un certo tipo di governo, di Lega e PDL. Partendo dalla base è evidente che la situazione nazionale ha ripercussioni anche a livello locale. Abbiamo fatto delle analisi e anche parlando, sentendo il sentore della gente, si capisce che una consistente parte del tradizionale elettorato trevigiano leghista è insoddisfatto del modo di amministrare della città, si sente lontano e tradito. Il PDL si sta dividendo in aree, gruppi interni e pare preoccupato a gestire nuove possibili geometrie interne, assolutamente impensabili fino a poco tempo fa, dovute anche alle dimissioni, chiamiamole pure così, di Berlusconi. Il PD a Treviso ha acquisito una sua credibilità che speriamo di continuare a dare e soprattutto la cosa importante è che dopo anni di sordina messa dalla Lega alla vita democratica, basti pensare alla difficoltà di trovare dei luoghi di aggregazione, dei luoghi dove fare delle riunioni, rinasce la voglia di partecipare dei cittadini. È un percorso aperto, è un cantiere di idee. Parte dal presupposto che dobbiamo accrescere, e l'ho detto tante volte, accrescere la partecipazione di tutti, guardando in questa fase direttamente alla città, ai trevigiani e alle associazioni e alle categorie. Dobbiamo aprirci al confronto, alla creazione partecipata di un progetto. Poi, tra qualche mese, potremmo e dovremmo, senza alcuna preclusione, dialogare e confrontarci con tutte le forze che non solo vogliono mandare a casa la Lega, ma che hanno anche un'idea positiva di governo. La nostra differenza è che noi dobbiamo dare alla città delle idee sulle quali credere, non soltanto contrapporci a qualcuno, ma dire e far capire che siamo una forza credibile. È necessario partire dalla constatazione che negli ultimi anni Treviso e il suo tessuto sociale ed economico si sono sensibilmente impoveriti. Il centro storico sta perdendo ogni capacità di attrazione anche per delle scelte urbanistiche sbagliate. La sua popolazione sta progressivamente riducendosi ed invecchiando. Mancano, l'abbiamo detto, le occasioni e gli spazi per le iniziative, sia economiche che giovanili, culturali e sociali. La solidarietà verso chi ha meno ed è meno fortunato è lasciata interamente alla solerzia del volontariato. Treviso ha perso un ruolo di centralità nella provincia e sta progressivamente scivolando verso una dimensione più ristretta. Non è più quel centro di aggregazione che un capoluogo dovrebbe essere. L'insofferenza dei cittadini di Treviso, e particolarmente delle categorie economiche, è alta e sta crescendo. Sono note a tutti le prese di posizione dei commercianti, la marcia silenziosa degli industriali. Sono dei segnali chiari di un disagio sempre crescente. Un domani il problema saranno le finanze, le risorse. Rispetto a tutte le cose che vorremmo fare, probabilmente le risorse saranno difficili da reperire. Ecco, il cantiere di idee di oggi, il cantiere di idee che vogliamo aprire, deve avere anche una particolare attenzione a come reperire le risorse e soprattutto alla scelta delle priorità. Quindi, partendo dalla constatazione che le risorse sono limitate, è un atto di responsabilità riuscire ad arrivare ad avere delle priorità di intervento sulla nostra città. Sicuramente il nostro orizzonte sono le amministrative del 2013 e viene naturale a tutti nel dibattito pensare alla figura del candidato sindaco e a come scegliere il candidato sindaco. Parafrasando una frase di Henry De Luca, che mi è stata data, è molto bella, dice che viene naturale guardando un fiume guardare il suo fluire, per guardare il suo futuro, ma per guardare il futuro di un fiume bisogna guardare la sorgente. Ecco, io penso che parlare adesso di candidato sindaco sia prematuro. Dobbiamo parlare della sorgente, delle idee e delle cose che vogliamo fare. Poi sicuramente sarà connaturato al sistema partecipativo e al DNA del PD il fatto che verranno fatte le primarie. Sono conscio che l'obiettivo qui proposto è certamente ambizioso, però l'occasione di mandare la Lega all'opposizione e quindi di slegare Treviso è veramente a portata di mano e in gran parte dipende da noi.